Capo e Montelepre. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per la giornata numero 13 del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Un saluto qui dal comunale di San Vito Lo Capo, dove racconteremo la gara tra San Vito Lo Capo e Montelepre, una gara dove, detto anche in apertura, è vietato sbagliare per entrambe le squadre che nelle ultime 5 partite hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato, ma meno di quanto la loro classifica richiede per vivere un campionato tranquillo, anzi per il San Vito anche per sperare in qualcosa in più. Andiamo con le formazioni partendo dalla squadra di mister Colombo, e qui va a prendersi l'applauso del suo pubblico. Partiamo dalla scelta del portiere, perché non c'è Rusconi, bensì parerà il giovane Yonut Sandu, assieme a lui in difesa la Commare, Touré, Cieffo e Ndiaye. Centrocampo molto folto, 4 con Bulades, Mustaccio, D'Amico e Sadotti. Davanti Tarantino darà manforte a Garzia. Per quanto riguarda invece il Montelepre, la squadra di mister Muto alla ricerca di una vittoria che manca già da più di un mese. In porta c'è Belmonte, poi Lo Piccolo, Costamagna, Linder e Pellegrino dietro, Ambro, Borgognone e Cerniglia a comporre il centrocampo, poi Muratore, Tolomello alle spalle di Bustos. Adesso un minuto di silenzio e poi riprenderemo con la cronaca. Si chiude con un applauso questo minuto di silenzio fischiato dal direttore di gara di oggi, il signor Antonio Carpinteri della sezione di Siracusa, accompagnato da 2 guardadine agrigentini, il signor Trovato e il signor Rizzo. Adesso stiamo per cominciare, siamo pronti per iniziare questa partita. Noi vi ricordiamo ovviamente che non c'è solamente San Vito Lo Capo Montelepre sui nostri canali di Sportisli, potrete vedere anche in contemporanea, facendo un po' di zapping tra le varie dirette, anche la partita tra Accademia Trapani e Unitas Sciacca, affidata al commento del nostro Salvo Geraci. Siamo pronti per cominciare qui con il primo possesso, che sarà dei padroni di casa, della squadra di mister Colombo, con proprio Bulades. Lui è un po' un jolly, quindi l'abbiamo messo però all'esterno di centrocampo, ma potrebbe anche giocare assieme a Garzia. L'ha fatto nel corso delle ultime settimane, l'ha fatto anche Tarantino, però che è più un attaccante di ruolo. E adesso c'è un problema col cronometro per quanto riguarda il signor Carpinteri. Inizia ora sì la gara tra San Vito Lo Capo e Montelepre. Aveva già preso il via il nostro cronometro, però dobbiamo ovviamente rifarci perché c'è stato un piccolo problema con il direttore di gara. Inizia quindi la formazione di casa a giocare questo pallone in avanti alla ricerca di qualche suggerimento offensivo. Lotta lì al centro del campo, un'altra volta D'Amico, che prova anche a sfondare l'angolo a sinistra. D'Amico mette il pallone al centro, arriva Garzia che non riesce a girarsi, poi spunta Mustaccia, anche lui bloccato, e prova quindi a ripartire il Montelepre con il talento dei suoi centrocampisti. Occhio alla formazione ospite che prova a ripartire con il tentativo di controllo che riesce, pallone che arriva a destra, bloccato però il cross provato da Cerniglia. Assieme a lui aveva dato il via a questo contropiede il numero 10 Francesco Muratore. E adesso il pallone che ritorna ad essere del San Vito con Mustaccia che può controllare. Bulades prova
Corriere per ora gioca come esterno, confermata quindi quella che era un po' la sensazione della vigilia per il San Vito, che ha perso un importante pedina a centrocampo nel corso della settimana con la cessione di Manfredi Di Giorgio diretto verso il Partini Caudace, una delle principali rivali in classifica anche dal punto di vista proprio posizionale e di punteggio del San Vito. Il Partini Caudace che qui si è scontrato contro la flotta bianco-azzurra, che ha portato altri 3 punti al proprio mulino grazie alla rete di Bruno Garcia, che poi aveva bissato quella rete la settimana dopo contro il Licata in un momento di fiducia di Garcia, che poi però non è riuscito più a trovare lo spazio per ritagliarsi la gioia personale, e magari oggi riuscirà un po' a sbloccarsi dopo appunto le ultime 4 gare complicate per lui ma anche per il San Vito, eccezione fatta per quella magia fatta al Lombardo Angotta di Marsala, con la vittoria che per ora è l'ultima anche collezionata dai ragazzi di Mister Colombo contro i lilibetani di Mister Chinnici, che sono impegnati in questo scontro che ormai si fa sempre più a distanza con il Licata in questo campionato. Qua fa fallo Bustos, fallo commesso dall'attaccante argentino che l'anno scorso è stato uno dei principali uomini del gol della squadra di Mister Raciti, l'Athletic Club Palermo, in questo campionato di eccellenza vinto dalla formazione rosa, che ora sta facendo faville anche nel campionato di Serie D, oggi nuovamente impegnata per quanto riguarda il pinnato del calcio dilettantistico e al tempo stesso a mettere le basi per un'avventura da semiprofessionista che speriamo ovviamente per la provincia, per la città di Palermo possa avere un'altra ottima realtà. Ce ne sono diverse in questo campionato di eccellenza, anche vediamo il Parma, vediamo anche altre formazioni come il Bus Palermo. San Vito che prova a girare con Bulades, per ora c'è poco da raccontare, stiamo un po' divagando, facendo un po' il punto della situazione per entrambe le squadre. Anche il Montelepre comunque non se ne è passata benissimo negli ultimi match. Ora oltre a questo pallone che arriva al centro lo può prendere Belmonte senza particolari problemi. La crescita del Montelepre comunque è sicuramente da denotare e da lodare, perché 2 anni fa pensate calcava i campi di terza categoria. La nuova avventura della formazione monteleprina era nata il 29 di ottobre 2023 con la gara vinta in casa all'81esimo contro il Real Pioppo, rete di Sergio Ferrante. Da lì poi un campionato di alto livello, seppur non incluso per la promozione, l'acquisto di un titolo in promozione e poi l'anno scorso abbiamo anche raccontato più volte la bella battaglia nel campionato di promozione con il Bagheria Città delle Ville, che adesso figura anche tra le 16 squadre di eccellenza. Il Bagheria perché ha vinto il campionato, il Montelepre perché si è classificato meglio nella classifica ripescaggi. C'è un fallo ai danni un'altra volta di Muratore, uno dei talenti sicuramente più da attenzionare per il San Vito per quanto riguarda il Montelepre. Gira il pallone dietro, nel frattempo la formazione di trasferta con Ambro a cercare nuovamente Cerniglia. Touré non rischia il retropassaggio per Sannu, va lontano Touré, pallone che arriva qua praticamente in tribuna, la nostra tribuna scelta per poter riprendere la gara. Gira dietro quindi Pellegrino e poi Linner, va da Ambro. Pellegrino molto avanzato però il numero 3, triangolazione che funziona anche se chiude bene la Commare, che fa un ottimo lavoro perché non si è mai lasciato scappare Pellegrino. Era ottima comunque l'idea del terzino del Montelepre, che aveva provato a girare subito questo pallone per Bustos, che con la capoccia aveva girato perfettamente chiudendo il secondo vertice di questo triangolo. Adesso
Sandu va dalle parti di Touré, va lontano anche il numero 4, non riesce a controllare però D'Amico. Allora ancora Montelepre, sempre con Muratore che viene atterrato, non c'è nulla da segnalare per il signor Carpinteri. L'ultimo tocco è anche di un giocatore in maglia grigia. Si lamenta mister Mutolo in panchina per questa decisione del signor Carpinteri, però San Vito non riesce comunque a sfondare la linea di metà campo, prova a farlo adesso con l'ultimo tocco che sembrerebbe essere stavolta netto di Manfredi Lo Piccolo, quindi rimessa con le mani per il San Vito Lo Capo. Ovviamente questo è anche il primo incontro tra San Vito e Montelepre quando è subentrata la nuova società nei pressi del campo Padre Pino Puglisi, perché Montelepre, come dicevo prima, quando era in terza categoria il San Vito era in promozione, poi la promozione, perdonate il gioco di parole, della squadra sanvitese tramite la Coppa di categoria, e infine Montelepre che si è guadagnato con i punti di ripescaggio il titolo di giocare questo campionato di eccellenza. Fa chiudere bene Ambro, prova poi a girare il Montelepre questo pallone con i suoi riferimenti offensivi, la riprende però Ambro, pressato da Garzia, si riappoggia a Costamagna che chiama in causa Borgognone, vicino anche Tolomello. Borgognone torna da Ambro che tenta questo rilancio avanzato per Bustos, bloccato però con Gonzalo Bustos. Sicuramente gol importanti in dote per il Montelepre che l'anno scorso già aveva parlato un po' di argentino, aveva ballato un po' di tango con le reti di Nacho Birsi, che quest'anno però è passato al Camarat, squadra che nei playoff aveva eliminato proprio il Montelepre nei playoff promozione, battendolo per un netto 4-0. Una partita inspiegabile per certi versi del Montelepre. Pierce poi si è accasato proprio al Camarat. Il Montelepre comunque, come ho detto anche poc'anzi, aveva trovato lo stesso la via per accedere al campionato di eccellenza che ora sta onorando, seppur con molte più che difficoltà direi sfortune, perché in 12 partite non si merita sicuramente questo score la squadra di mister Mutolo. Una sola vittoria, 6 pareggi, il resto sono sconfitte, però sconfitte anche di lusso come l'ultima contro il Licata per 1-0 in trasferta. In generale nell'ultimo mese il Montelepre non ha mai vinto, qua però si prende un ottimo calcio di punizione Gonzalo Bustos e quindi sarà un'importante occasione per il Montelepre. Si è avvicinato anche Pellegrino, c'è Ambro, vediamo però chi andrà ad effettuare la battuta di questo calcio di punizione. Pellegrino ed Ambro ancora a calcare i fili di erba sintetica che sono alle spalle del pallone. 3 uomini in barriera per Sandu, come dicevamo secondo portiere del San Vito, che però viene impiegato spesso da mister Colombo, che non ha un vero e proprio titolare tra lui e Rusconi. Sono entrambi portieri giovani, entrambi portieri che hanno licenza di sbagliare, ma che sanno anche offrire importanti parate e prestazioni. Mi ricordo 14 giorni fa la grande parata di Rusconi contro il Bagria 90-0-11, purtroppo non è servita per portare a casa 3 punti, ma neanche uno per il San Vito dopo la rete al 94esimo di Mendola. Adesso a terra un giocatore del Montelepre, mi sembra proprio Bustos. C'è un po' di apprensione nella panchina di mister Colombo, anche se non sta scaldando nessuno. Dicevo quella di mister Mutolo, non quella di mister Colombo, che invece è un po' in apprensione, così come ormai ci ha abituato a vivere le sue partite. Siamo al 10° minuto di questa gara, anzi a momenti vedremo l'11°, e ancora a terra Bustos. Non sappiamo se per il colpo subito poc'anzi da Touré oppure se c'è stato
un altro problema forse di natura muscolare per come si è seduto e per come si sta anche toccando. Passa quindi il tempo qui al comunale di San Vito senza che si giochi, saranno minuti ovviamente che verranno recuperati alla fine di questo primo tempo. 0-0 ancora tra le due squadre, non abbiamo in realtà registrato ancora particolari occasioni, che è un po' un tema delle gare interne del San Vito, che adesso anche di quelle esterne. Dopo la bellissima gara contro il Licata, pensate, il San Vito non ha più trovato, ad eccezione della gara contro il Marsala, la via del gol. Pareggio 0-0 qui contro il San Giorgio, pareggio 0-0 contro il Q settimana scorsa, e poi qua l'ultima partita al comunale 0-1 contro il Bagheria. Se così la proviamo a mettere, è praticamente quasi, se non più di un mese, che Staccia e compagnia non segnano qui davanti ai propri tifosi. Si è rialzato Bustos, che sembra essere in grado di continuare, però è fuori dal campo. Può andare Pellegrino, che guarda l'area di rigore. Pellegrino pensa invece al tiro, prende la barriera, pallone che è ancora in area di rigore, prova a lottare forte il numero 2 Lo Piccolo, alla fine manda lontano il San Vito. Continua a rimanere comunque in zona il Montelepre, anche se c'è un problema per l'uomo che ha ricevuto il colpo dal tiro di Pellegrino. In barriera vi era proprio Romito Pulades, che aveva ricevuto quindi questa bella botta con il sinistro a uscire verso la via centrale di Pellegrino. Non è che qua è il protagonista di un ping pong con la testa, prima di Touré, poi di Borgognone, adesso torna a essere di Sandu. Per ora vediamo Touré e Ndiaye a fare da centrali, con Sadotti che sta ricoprendo il ruolo di terzino a sinistra, la Commare il ruolo di terzino a destra, con invece Ceppo che sta giocando più da centrocampista centrale. Questo è un altro grande tema. Mister Colombo è un prestigiatore, uno che sa come cambiare il ruolo ai suoi interpreti in campo senza stravolgere appunto il numero e la rosa a sua disposizione. In questo momento Ndiaye sta facendo sacrifici come centrale. Nel frattempo occhio a questo pallone che rimane disponibile per i bianchi. Alla fine esce la sfera grazie all'intervento difensivo di Lo Piccolo. Rimessa con le mani per il San Vito, che può rimanere avanti. C'è CF proprio in zona, la tocca ad Amico, poi allontana il Montelepre e ora ripartire Bustos, fermato da Touré, poi va lontanissimo Tolomelle. Una grande idea a cercare la corsa di Muratore, che prova a farsi beffe di Ndiaye. Arriva Muratore, fermato con un fallo, calcio di punizione giallo anche per Ndiaye. È arrivato fuori dall'area di rigore il contatto tra il numero 6 del San Vito e il numero 10 del Montelepre. Lo scatto di Muratore bruciante tende in inganno Ndiaye, che deve per forza di cose buttarlo a terra. 15° primo ammonito della gara è Abdou Ndiaye. La stavamo dicendo comunque che Ndiaye stava facendo più una partita di sacrificio. CF è più un difensore centrale rispetto al numero 6, che però comunque prova sempre a farsi vedere con il pallone tra i piedi anche in zone più offensive della fascia. Lui che nasce come esterno di centrocampo, negli ultimi mesi è stato un po' trasformato, plasmato da Mister Colombo come quarto di difesa. Adesso occhio a questo altro calcio di punizione, che è un vicino parente del corner, però molto più pericoloso, anche perché da lì potrebbero anche pensare di andare in porta. Sono Ambro e nuovamente Pellegrino sul punto di battuta. Vediamo che andrà verso la porta di Sandu, oppure se verrà messo un pallone complicatissimo da decifrare al centro.
fischia Carpinteri, può andare Ambro, pallone deviato ma c'è Bustos che colpisce male, ha avuto il pallone buono il numero 9, rimessa al fondo per Sandu che ha visto il pallone passare dalla sua destra, un rischio corso qui da Sandu, qua fallo di Bustos, giallo anche per Gonzalo Bustos. Per Bustos, quindi secondo ammonito della gara dopo Ndiaye nello spazio di pochissimi secondi. Giocare Touré, riesca sul pressing di Muratore, poi prova a immettere questo pallone per Bulades che la gira ma solamente per il capitano avversario. Poi qua c'è un fallo non segnalato, un contatto tra Touré e Muratore, forse metterà fuori il pallone il San Vito, vediamo. Sì, Mustaccia mette fuori la sfera per consentire le cure a Muratore che si è subito rialzato però dopo che l'altro 10 in campo aveva messo fuori il pallone. Può giocare il Montelepre con questo pallone che viene subito ricevuto a Sandu. 18° di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo, anche se qualche minuto si è perso tra infortuni, ammonizioni e punizioni. Lascia rimbalzare qui il pallone Pellegrino, Bulades continua a lottare, riprende la sfera, va Bulades per Garcia, largo a destra, Bruno Garcia difende il pallone come un forsennato, poi riesce nuovamente a tornare a Bulades che però raccoglie il pallone una volta che era uscito completamente. Rimessa con le mani quindi per il Montelepre che potrà andare con Pellegrino che qua ha avuto la colpa di lasciare in maniera troppo passiva che Bulades riprendesse questo pallone, lui che è un esperto di questo tipo di giocate. Ndiaye rischia Ndiaye con Bustos, 2 ammoniti della gara, va lontano il numero 6, lotta d'amico, lotta anche CFO, alla fine la sfera torna ad essere di Sadotti. D'Amico, controllo di D'Amico, riesce ad andarsene ancora D'Amico, Ndiaye Sandu, allontano Sandu a testa di Sadotti, mantiene il pallone di sua proprietà il San Vito che può girare nuovamente con Mustaccia che va dove c'è Bulades, Pellegrino stavolta ci mette la testa, resta con le mani per il San Vito, prende Ceffo, il tacco di Ceffo per Bulades. Ancora Paolo Bulades, aveva messo al centro ma anche in questo caso si è trasportato la sfera interamente fuori. Rinvio con le mani quindi per il Montelepre, dove siamo arrivati al 20°, concluso da pochi secondi, quasi alla metà di questo primo tempo. Può andare con le mani quindi formazione ospite, si propone Bustos, la stop un'altra volta a Touré, poi D'Amico chiama in causa Garcia, viene ripreso poi da Muratore un'altra volta però si scorna con Ndiaye, Mustaccia, sombrero, se ne va il numero 10, va a sinistra dove può correre Tarantino che viene chiuso in maniera molto lineare e compatta da Ambro. Deve farsi vedere Tarantino, che in questo momento mi sembra stia giocando un pochettino più da esterno di centrocampo e più da amico che sta giocando come supporto di Garcia.
e c'era un po' il dubbio tra lui, tra Tarantino e tra Bulades per chi sarebbe stato effettivamente il compagno ideale per Bruno Garcia. Ancora in attesa ovviamente di Simone Guaiana, che si è infortunato prima nella gara contro il Licata e ancora ne avrà per qualche giorno. Dopo qualche secondo ha battuto questa rimessa al fondo il Montelepre senza però creare nulla di pericoloso. 22esimo in corso, si staccano praticamente 9 punti le due squadre in campo, sotto di quelle vittorie pesanti in più che ha fatto la squadra di mister Colombo nel corso del campionato. Prima la gara contro il Licata era lì, era praticamente a 3 punti della formazione giallo-blu, che ha dovuto comunque sudare 7 camicie per portare a casa la vittoria in comunale gremito di tifosi. Licata in 10 per l'espulsione di Previtera. Comunque lo stacco di Palmisano ha trovato la via della vittoria. Ora occhio a Garcia mette il cross al centro, non riesce a stopparla Tarantino, può andare quindi lontano un'altra volta il Montelepre con Ambro. La giocata di Ambro, si stacca i ragni difensivi e va lontano dove c'è Tolomello che può gestire questo pallone. Tolomello colpito, fallo ai danni del giocatore del Montelepre. Tolomello bensì Muratore. Tolomello adesso è più a sinistra che a destra, si continuano un po' a invertire i due trequartisti alle spalle di Bustos. Ambro, pallone che arriva, riesce a riprendere il San Vito e poi preferisce andare lontano. Ancora ping pong al centro del campo, mette giù il pallone in Biaglia, serve Sadotti, ha difficoltà a girare il pallone il San Vito, cosa del Montelepre invece, seppur senza particolari segnali di pericolosità, sta facendo con più facilità. Lotta ancora il Montelepre, è ripreso in quella zona del campo, torna sempre da Ambro con un pochettino il faro difensivo assieme a Costamaglia che riprende adesso il pallone. Linner, Borgognone riesce a cercare proprio la corsa di Linner, poi può andare largo a destra, Bulale sbloccato dal ritorno di Ambro. Ancora Thomas Linner, un gol per lui quest'anno. Adesso occhio a Bustos per farsi vedere, bloccato di Andiaie che si alza Campanella e poi c'è un fallo ai danni di Aziz Kader Touré, che colpito probabilmente da Bustos si accascia sul suolo. 25esimo, gara priva di emozioni fino a questo momento, se non il tiro tentato da Bustos. La Commara, fallo qui di Bustos ai danni della Commara, batte subito il San Vito. Lontano un'altra volta il Montelepre, stoppa Tolomello, si propone Pellegrino, anticipato però da Lacommare, la corsa tentata da Bulades, non riesce ad avere questo palleggio che ha anche contraddistinto comunque il San Vito nelle ultime uscite. Per ora la squadra di mister Colombo. Borgognone, Ambro, ancora Danilo Ambro, e poi vede Tolomello che scala un po' per ricevere palloni. Borgognone va a largo a destra dove c'è un'altra volta
la sovrapposizione di Lo Piccolo che commette fallo. Fallo commesso qui dal terzino del Montelepre, Manfredi Lo Piccolo, che aveva percorso con continuità la fascia destra in questa azione per cercare di raccogliere questo rilancio tentato da Borgognone dopo lo scarico di Colomello. Ancora Sandu a battere questa rimessa dal fondo che si è tramutata in un calcio di punizione che andrà a battere. Lotta Costamagna, l'ultimo tocco è di Garcia in questo duello sudamericano. Garcia è un brasiliano che ha avuto esperienze importanti comunque in patria, era uno dei talenti più fulgidi della cantera del Palmeiras. Poi la scelta di andare in Europa, di tentare la scalata nelle serie minori polacche, e ora qui a San Vito per ritagliarsi uno spazio da trascinatore. Lui che nasce come ala, ma che qui a San Vito si sta trovando molto bene a svolgere il ruolo di finalizzatore, con le 2 reti consecutive, abbiamo detto anche prima, interne contro Partini Cadace e Ligata. Qua CF riprende palla, il tacco a favorire la corsa lì a sinistra di Mustaccio, che ora si è defilato rispetto alla sua normale posizione. Mustaccio trova l'amico che sventaglia, era un'idea per Bulades. Belmonte attualmente inoperoso, prende questo pallone, attende magari anche il pressing dell'avversario per poter servire qualcuno. Allora che torna da Borgognone, poi Lindner colpito questo rilancio da parte del capitano del Montelepre. Borgognone. Passaggio impreciso qui di Lo Piccolo, alla fine però riprende il pallone il numero 2 con l'aiuto anche di Costamagna. Bustos, ripreso da Ndiaye, che però non rende la vita facile alla Commare. Occhio qua al pallone, arriva a Sandu il tiro da parte di Borgognone, bensì di Cerniglia. Un flash all'improvviso del Montelepre, questo tiro comunque facilmente stoppato da Sandu. Adesso ancora Bulades, le giocate del numero 7, Ubiacanti a servire Garcia, triangolo che funziona, si propone al centro la Commare perché va Bulades al cross che arriva adesso, qui la difesa del Montelepre e poi la traversa scheggiata qui da D'Amico che ha avuto l'occasione del vantaggio. Si è accesa la partita alla mezz'ora con la rete solamente sfiorata qui da parte di D'Amico, traversa scheggiata al mancino del numero 18 che aveva dato man forte a Garcia, Bulades e la Commare che erano partiti lì a destra. Ma certo riprende palla, in fiducia il San Vito, in fiducia Bulades che va di nuovo al cross bloccato da Lindner. Che favorisce ancora una volta Bulades che va al centro, sulla via salva Costamagna e poi Belmonte in 2 tempi la fa sua sul pressing di Garcia. Si è acceso il San Vito, aveva provato Tarantino che si era accentrato su questo cross di Bulades che ora è il pericolo pubblico numero 1 per il Montelepre. Gira palla ancora il San Vito con la Commare, Mustaccia non controlla bene, gira le parti di Tarantino, fuori gioco però, fuori gioco di Tarantino che non è rientrato con i tempi giusti.
31esimo, può andare Ambro. Mette fuori Sadotti. Resta con le mani per il Montelepre, che andrà a questa battuta. Vorrebbe un tocco con il braccio in area di rigore. Ragazzi di Mister Mutolo commette qua fallo, invece Bustos un'altra volta qui a commettere un'infrazione il puntero del Montelepre su Sadotti in questo caso. 32esimo. Poco fa due grandi occasioni per il San Vito, prima la traversa di D'Amico, poi il salvataggio sulla linea di Costamagna sul tentativo di Tarantino, sul cross ottimo di Bulades. Come dicevo poco fa, sempre dovrebbe essere in giornata. Rilancio a cercare un'altra volta Garzia, che non ha avuto ancora palloni giocabili in aria, però qualche sponda interessante l'ha fatta, ha fatto partire le occasioni più importanti del San Vito. Bulades controlla, e poi ancora Romito. Bulades vince il rimpallo, vince anche il secondo, atterrato, calcio di punizione. Ora occhio a Bulades, Winner va a dirgli due paroline, lo allontana il signor Carpinteri. I cori sono per Romito Bulades, che non ha la faccia al braccio, ma che l'ha vestita per 107 maglie prima di passare momentaneamente al Marsala quest'anno, poi il ritorno a San Vito, acclamato, ma la fascia ancora non l'ha indossata. Ma poi il pubblico di casa è ovviamente ancora il volto, uno dei volti, se non il volto principale della rosa di Mister Colombo. Continua a fare la voce grossa Klimner, che sta lamentando per qualcosa, forse per il comportamento di Bulades poco fa. Calcio di punizione, potrà andare Garzia alla battuta. C'è anche Bulades, ma va Garzia con un sinistro che non si abbassa a dovere. 35esimo. San Vito che ha aumentato sicuramente i giri del motore, al tempo stesso sa che è una grande chance per indirizzare la gara nel caso dovesse trovare la via del gol proprio nei minuti finali di questo primo tempo. Tocca il pallone Bulades, ora può andare Pellegrino. Ambro, non benissimo Ambro, ma comunque riesce a trovare il suo compagno di reparto Costamagna, che ha comunque il merito di aver salvato un gol che sembrava già fatto per quanto riguarda il San Vito. Adesso ancora un pallone giocabile per Muratore, che lotta con Ceffo, la riprende, poi Mustaccia e manda in corsa Bulades, che entra in aria, la sterzata favorisce D'Amico, rimpallo, pallone ancora buono, D'Amico! Il vantaggio del San Vito, ma è tutto fermo, è tutto fermo, bandierina alzata, anzi gol, ha deciso il signor Carpinteri, ha cambiato la decisione del suo assistente. D'Amico poi ha esultato dopo aver strozzato l'urlo in gola. Momento di confusione qui al comunale, e si accende anche un piccolo parapiglia dai direttori di gara, perché aveva alzato la bandierina. C'è un giallo nel frattempo ai danni di sempre di Belmonte, aveva alzato la bandierina il signor Rizzo, ma per Carpinteri il gol è regolare e ce l'hanno con lui i giocatori del Montelepre.
2-0 per il San Vito. Continuano le discussioni da parte dei giocatori del Montelepre che non ci stanno, e occhio perché ci sono altri cartellini in vista. Cerchiamo di capire un pochettino la situazione. Ambro è infuriato con il direttore di gara. E potrebbe arrivare anche un'altra sanzione disciplinare. Non si gioca più ai piedi del Montecofano. Il Montelepre ha perso le staffe dopo il gol siglato da D'Amico, viziato. Non abbiamo neanche noi capito la cosa, forse un po' con il braccio che in realtà non c'è stato, oppure in una posizione irregolare, ma mi sembra proprio tutto. Possa lasciare il tempo che trova. Rimane il giallo di un bestia arrivato ad Ambro e a Belmonte. Che si gioca al 38esimo. Adesso occhio, anche Mister Muto si unisce al parapiglia. Arbitro, sei impegno! Oh, ma vai a giocare! Sei un ricoglionito! Arrabbiatissimo Mister Muto, è un membro della panchina. Sei un deficiente! Dobbiamo solamente spiegare cosa è successo. C'è stata un'espulsione in panchina per il Montelepre. Sicuramente è un momento complicato anche a raccontare. Sia Carpinteri ha preso una decisione sicuramente difficile, perché stiamo ovviamente parlando di un gol a metà tra la regolarità e non essere regolare, a metà per essere effettivamente una giusta chiamata oppure peggio ancora un abbaglio. 39esimo, fatto sta che si può giocare dopo qualche minuto di confusione, riprende il gioco qui al comunale di San Vito Lo Capo con il vantaggio di D'Amico, la scelta di mister Colombo, l'uomo che ha chiamato anche a sostituire Di Giorgio, passato in settimana a Partinico Audace, ha risposto nella maniera migliore possibile con la rete da mezzala pura, da inseritore all'interno dell'area di rigore. Questo termine poco estetico, cacofonico, però è effettivamente quello che ha fatto D'Amico. Si è incuneato nell'area di rigore, ha vinto anche il rimpallo, da lì è nata anche la discussione per un eventuale tocco con il braccio o meno. 40esimo, fatto sta che il San Vito avanti, ma il Montelepre non molla. Pallone che arriva al centro, esce Sandu con i pugni, adesso atterrato Sadotti, giallo per il numero 11 Tolomello. Nel marasma dopo il gol di D'Amico non abbiamo capito bene quante ammonizioni e chi è stato ammonito, però da quello che abbiamo visto dovrebbero essere stati Ambra e Belmonte. Adesso si aggiunge anche Tolomello a questa lista che già vedeva scritto il nome di Bustos contro degli ammoniti del Montelepre. Occhio qua, Ambro fa scorrere un giocatore avversario, riprende palla a Belmonte in uscita bassa e sicura. 41esimo, ma sembra ancora per un bel po' in questo primo tempo pieno di interruzioni e pieno di veleni. Bustos può girare Bustos, ma viene fermato allora ancora Ndiaye a cercare Garcia, non è mai idea. Garcia controlla in aria, Garcia, Belmonte risponde e poi arriva il tap-in. 2-0 San Vito. Ancora
giovane numero 18 che sta vivendo il pomeriggio da sogno. L'investitura di Mister Colombo di diventare la nuova diga del centrocampo. Lui ha portato il ruolo ad un altro livello, a rapace dare il rigore, a inclinearsi nella box di Belmonte, a punirlo 2 volte nello spazio di pochi minuti. San Vito 2, Montelepre 0, la doppietta di D'Amico per ora decide il match ai piedi del Montecofano, ma c'è ancora tantissimo da giocare. Poi riprende palla un'altra volta il San Vito con Tolomel, comunque riesce a tornare dietro. Belmonte non poteva fare nient'altro lì sul tiro di Garcia, non smanacciare. D'Amico più lesto di tutti a fare 2-0, a ribadire in gol. Occhio a Pellegrino, atterrato, non c'è niente per il direttore di gara, anche se Pellegrino continua a sentire dolore fuori dal campo. È chiamato a rialzarsi Pellegrino addirittura dai suoi compagni. Dorante, comunque il terzino del Montelepre, andrà a battere questa rimessa con le mani. 43esimo, torna a fare gol davanti ai suoi tifosi il San Vito, non capitava la sconfitta controindicata. Adesso arriva un'altra volta Pellegrino bloccato, alza il pallone e va lontano Bulades, ancora c'è Garcia. Ambro, pallone a metà. Adesso può andare a Gomma. Continuamente strattonato qui il muratore. Questa munizione che esiste in teoria del Montelepre. Poi sono anche abbastanza mischiati rispetto a quelli del San Vito, un clima gioviale qui al comunale, se non fosse appunto per quella discussione in campo comunque successa per il gol numero 1 di D'Amico, che poi, per mettere tutti d'accordo, ha fatto anche bis e per ora sta conducendo lui assieme ai suoi compagni di squadra la gara con 2-0, che porta ovviamente la sua firma sul primo gol. Fortunato del rimpallo, è bravo e lucido nel battere Belmonte. Il secondo invece ha calcolato con il ritmo e con il tempo giusto un tiro di Garcia che è arrivato dopo la parata di Belmonte proprio sui suoi piedi. Ora Pellegrino prova a reagire, Pellegrino, poi Sandu stoppa, arriva Muratore quasi a dargli un calcio nel tentativo di riprendere palla. Sandu ha perso qualche secondo, ha fatto anche un po' innervosire Muratore. Fallo qui su Mustaccia commesso da Cerniglia, che però mi sembra ha avuto pure la peggio perché non ha posato bene la gamba sul sintetico di San Vito. 45esimo, a breve avremo il recupero che sarà molto ingente per tutte le interruzioni che abbiamo avuto tra infortuni, proteste, gol. Attendiamo che si rialzi Cerniglia. Noi vi ricordiamo appunto che in contemporanea sarà la sfida bellissima tra Academia Trapani e Unitas Sciacca, sempre per quanto riguarda il campionato di eccellenza sui nostri canali YouTube, sul nostro canale YouTube, perché alla fine è uno. E poi continuate a seguire la nostra pagina per tutte le novità sul calcio dilettantistico, sulle squadre siciliane impegnate nei campionati professionistici. Adesso riprende palla nel frattempo un'altra volta la Cormare per Bulades, che mette al centro, arriva con un po' di ritardo Tarantino. L'ultimo tocco è di un giocatore del Montelepre che ha fatto quindi un salvataggio clamoroso, perché ha evitato che Tarantino andasse a botta sicura a fare 3-0. In realtà per il signor Carpinteri è colpa di Tarantino se questo pallone si è impennato, e quindi calcio di rinvio. 5 di recupero a partire da adesso, quindi alla fine fanno 6 e qualcosa
minuti da recuperare in questo primo tempo molto lungo e molto spezzettato, che solamente dalla mezz'ora in poi si è acceso con diverse occasioni importanti per il San Vito. Qua occhio, perché va completamente in ritardo Aziz Kader Touré, giallo per il numero 4. (47esimo fallo commesso qui da Aziz Kader Touré), fallo su un muratore che rimane a terra. Il colpo è stato ingente, è invitato a rialzarsi. Ambro continua però a essere poco carino nei confronti del direttore di gara. Adesso calcio di punizione per il Montelepre. Adesso tocca ad Ambro mettere questo pallone al centro. Si è perso un altro minuto praticamente. Ambro è una scodella, uno schema per muratore fermato da Touré. Ancora Ambro, destro sbilanciato, vorrebbero la deviazione i giocatori del Montelepre, ma c'è solamente una rimessa al fondo per Sandu. Si giocherà ancora per 3 minuti, forse anche qualcosa in più. Tempo infinito, con tanti veleni, tante discussioni in gara, tutt'altro che tranquilla per quello che è successo soprattutto negli ultimi 15 minuti di questo primo tempo. Più recupero. Può andare lontano Sandu. A stoppare poi a sua volta in zona di campo Cerniglia. Complicato però giocare lì in mezzo a una serie di maglie bianche. L'ultimo tocco di un giocatore ospite. Allora palla per il San Vito, che vuole solamente chiudere questo primo tempo per andare a riposarsi e per cercare di capire come affrontare al meglio questo doppio vantaggio nella ripresa. Montelepre cerca l'ultimo sussulto per dare un'inerzia differente alla seconda parte di gara, ma mantiene il possesso il San Vito, garantendosi la battuta di questa rimessa con le mani. Fallo qui ai danni di Tarantino, un'altra volta calcio di punizione. Potrà giocare quindi il San Vito con questo altro tentativo dalla distanza, sul quale sembra pentarsi Muscaccia. Garzia però le manda a dire, in campo sicuramente sulle squadre sono tutt'altro che amiche. Già giocato il tiro qua bloccato da Belmonte. Finisce qui al 50esimo, quindi erano 5 contando anche il tiro che già era passato il primo tempo. Pieno di veleni, pieno di polemiche, pieno di situazioni emozionanti, emozioni con stampo però per San Vito Lo Capo e Montelepre. A tra poco con la seconda parte di gara. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo. Dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza
Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una scuola, e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua, avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale, e dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare due chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istituzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera, di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria.
Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, davvero senza la parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono tre di altissimo livello, tutte e tre. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da due infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare. Insomma, i giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
pronti a tornare a commentare la gara tra San Vito Lo Capo e Montelepre, qui ai piedi del Monte Cofano al comunale di San Vito Lo Capo. E avanti per 2-0 la squadra di mister Colombo, e quindi ha sfatato questo tabù che durava da quasi, per non dire da più di un mese, l'impossibilità, la difficoltà di trovare gol in casa, nella propria di casa, qui appunto in una suggestiva cornice che dà il pubblico, che dà anche il monte alle spalle delle panchine, e che ci dà questo bellissimo colpo d'occhio. San Vito che avanti per 2-0 grazie alle 2 reti, alla doppietta di D'Amico, scelto oggi come centrocampista centrale per andare a rimpolpare quel buco lasciato da Di Giorgio, che è passato in settimana al Partito di Colace e per ora non ha assolutamente escluso. C'è un cambio per mister Mutono, vediamo fra poco chi si tratta. Nel frattempo iniziano i 45 minuti del secondo tempo, dopo un primo che è durato quasi un'ora, dopo le discussioni per i gol che abbiamo rivisto e che dovrebbero essere tutte e due più che regolari, ma ovviamente poi sta anche in base a quello che verrà valutato dai tifosi, dalla componente soggettiva e soprattutto da questo match che è ancora tutt'altro che in saccoccia per il San Vito. Qua il Montelepre alla Paris Saint-Germain prende palla, la scaraventa via, va subito a pressare perché questo sarà tutto l'assetto di questa ripresa al cardiopalla. Lo Piccolo riprende palla, prova a uscire il San Vito, l'ultimo tocco è di un giocatore di maglia bianca e allora può andare Lo Piccolo. Lo Piccolo va al centro, poi prova il sinistro, qui il neo entrato in campo Salvatore Gambino, un attaccante al posto di quello che sembrerebbe essere un centrocampista, che Adamo in questo momento è più avanzato, è sceso per l'occasione Borgognone, è entrato Salvatore Gambino perché non è capito ovviamente al posto di Chievo, perché Bustos è ancora in campo, si sposta a 2 punte quindi mister Mutolo. Ma andiamo prima con la formazione del San Vito, che schiera in porta Sandu, poi Lacomare, Touré, Ndiaye, Salottico, occhio però nel tempo Rambro che prova subito a servire largo a destra Bustos, è partito da un tiro diverso il San Vito. Non è buono per Costamagna, e poi lotta con D'Amico che riprende il pallone, può andare lui, D'Amico, l'uomo della partita fino a questo momento ovviamente Giovanni D'Amico, con questa doppietta che sta decidendo l'incontro. Dicevo appunto Saotti come terzino sinistro perché Cefalo fa il centrocampista centrale insieme a Mustaccia. D'Amico però è più avanzato come trequartista incursore. Esterni sono Tarantino e Bulales, punta centrale per ora Garcia. Fa ancora Tarantino per Garcia, apre a destra Garcia, è in vantaggio Lindner che infatti prova a saltare Bulades, si va a incuneare lì vicino al centrocampo e poi il rilancio è proprio per quella zona del manto verde. Lotta la Commare, lotta anche Garcia che va a riprendere palla, Bulades in aria, Bulades! La parata di Belmonte che dice di no. E a terra un giocatore del Montelepre. Si tratta di Costamagna, e poco fa aveva avuto uno scontro anche abbastanza forte con D'Amico. Ci ha provato qui non Bulales, bensì Mustaccia, in una delle prime sue incursioni in area di rigore. Tanti uomini in area di rigore per il San Vito, schierata praticamente a zona la difesa del Montelepre.
pallone che va fuori, torna dietro Tarantino, poi Sadotti di sinistro a cercare Bulades che non controlla, c'è comunque Mustaccia, ancora Bulades, l'aiuta anche Garcia, riparte il San Vito che è sempre pericolosissimo, Bulades, cross al centro che si impenna, Ndiaye fa la sponda per D'Amico, a centimetri, alla tripletta. Montenegro è sicuramente più offensivo, ma il San Vito per ora in contropiede sta ripartendo molto bene. Devi capire che è uscito da Montenegro, forse è sotto lo meglio, la numero 11, da aver lasciato il campo per far entrare Gambino. Il tempo arriva a Sandu che controlla con il mancino, poi va lontano, Ambro si scontra con Lo Piccolo, Costa Magna ribadisce l'area di rigore questo pallone, lotta ancora Mustaccia con Bustos, poi può andare lontano il San Vito che è là a destra, con le triangolazioni che fa riparte sempre da Dio, però ovviamente bisogna anche concretizzare. D'Amico ha avuto la quarta netta chance della partita, attraversa 2 reti e questo pallone che è finito di poco a lato rispetto alla porta difesa per Monte. Garcia va un'altra volta a chiamare in causa Bulades, alla fine batte Romito Bulades sempre per Garcia, chiama palla Tarantino, Garcia prova le giocate, aspetta l'arrivo di Bulades che però è un po' attardato, il pallone non riesce a prenderlo, Cieffo prova ad andare in spaccata, forzare un po' di gioco Bulades, forse semplicemente non volevano cercare di strappare ancora di più la loro corsa per andare a prendere questo pallone. 51esimo in corso, ovviamente dobbiamo ancora arrivare al 90esimo, non si è perso molto tempo in questi primi minuti di ripresa perché Montenegro vuole recuperare, il San Vito comunque sa che in contropiede può fare male e adesso occhio Ambro che si avventura nella metà campo avversaria, Ambro la arriviamo al centro, Sandu la prende, Ambro e Borgognoni sono definitivamente dati il cambio lì al centro della difesa, più un 3-5-2 adesso quello del Montelepro, un 3-4-1-2 con Muratore alle spalle degli attaccanti, Gambino e Bustos, riprende palla proprio Muratore, va a cercare Bustos, mantiene palla in campo l'Argentino ma lo regala praticamente al suo connazionale Lucas Cieffo, pallone a metà, riprende tutto Lo Piccolo, lotta un'altra volta Bustos con Tarantino, alla fine arriva Cieffo a ribadire un'altra volta il perché sia uno dei difensori più stabili di questa categoria, anche se oggi sta giocando un pochettino più da centrocampista centrale. Occhio a Cerniglia che prova a liberarsi, evita di rilanciare questo pallone, invece Sadotti si accontenta della rimessa dal fondo che andrà a battere il San Vito capo con Sandu. Passa indietro, c'è un buco Dai. in mezzo! Non metterla giù l'amico, riesce a farlo, viene colpito in mezzo a 4 ancora, pallone buono per il San Vito e poi corre largo a sinistra Sadotti che viene però fermato, lotta ancora Sadotti, favorisce Garcia, Garcia al limite, Garcia ha provato col mancino che a giro è mortifero e a terra nel frattempo Sadotti che ha ricevuto un contrasto abbastanza duro nel tentativo di lottare ancora come un leone su questo pallone, alla fine aveva predisposto Garcia. Sulla palla lunga devi venire a fare la bola! Sulla seconda palla, ma ti devi muovere Tempo prima! più vicino a noi, è arrivato
sentite forse anche dalla voce, il mister Buttolo espulso dal signor Carpinteri nell'azione del Parapiglia dopo il primo gol, arrivato per tardamente indicazioni ai suoi. Stessa cosa aveva fatto il mister del Belgrano 11 Tarantino nella vittoria di 14 giorni fa qui contro il San Vitolo Capo. Qui non era squalificato, ancora doveva aspettare l'ok della Lega per poter essere ufficialmente allenatore il nuovo allenatore, ritornare ad essere allenatore del Bagriano 11. Quindi la prima gara contro il San Vito si è dovuto accasare in tribuna qui vicino a noi. Abbiamo sentito proprio tutti i dettami di una gara comunque vinta al 94esimo del Bagheria. Occhio a Lo Piccolo che può andare, Lo Piccolo insiste a destra, alla fine il pallone glielo stradica Tarantino e poi Sadotti può andare, bloccato anche Sadotti. Invito che difende con il cuore e prova a ripartire con grinta. Sadotti con le mani cercare la corsa di D'Amico, monta sul pallone Garcia, lo riprende però Cermiglia, ancora Ambro, prova le giocate, Ambro insiste, Ambro bloccato da Sadotti, a un'altra volta Tarantino bloccato senza fallo sul pallone. L'intervento di Cermiglia, si rialza quindi Tarantino, pacca sulla spalla per lui da parte di Cermiglia. Fair play, fair soprattutto la scivolata di Cermiglia sul pallone corretta. Costamagna, Ambro non controlla, può fare quindi D'Amico che travolge Costamagna, vado col piede pensi con Branca, però comunque sappiamo che l'Argentino possa essersi fatto male, infatti è ancora a terra dolorante Matteo Costamagna, che ha iniziato la stagione a Castelvetrano con la Folgore, poi situazione comunque complicata la formazione folgorina, la corte del Montelepre. Occhio a questo pallone che Sandu difende, non prende, c'erano Muratore e anche un ritrovato Lo Piccolo lì in aria ad attaccare questo pallone. Andare alla battuta quindi Sandu. Un braccetto che si alza! Qui anche la battuta praticamente con le indicazioni dell'allenatore del Montelepre che ci verrà a spoilerare quelli che sono poi i segreti da mettere in campo in questo secondo tempo, che per ora ovviamente deve essere di rincorsa, di recupero per il Montelepre. Riprende palla Sandu, che ha provato a prendergli dura la vita ma senza particolare difficoltà, può andare lontano il portiere del San Vito, ancora Mustaccia, riprende Pellegrini, poi va dietro dove c'è Borgognone, Belmonte, Ceffo con la testa, poi Ambro, gioco spezzettato al Comunale, prova a fare ordine il Montelepre ripartendo con Ambro, fermato, calcio di punizione, forse vuole anche un giallo Ambro perché chiaramente fa segno che stava ripartendo in contropiede. Lontano Ambro, ancora pallone che sta per gestire trova però il suo compagno a sinistra, si perde un'altra occasione per il Montelepre, si perdono altri secondi importanti che il San Vito prova a fare scorrere per agguantare questo successo che manca alla trasferta di Marsala. Non stiamo parlando sicuramente di una cosa da poco, però poi D'Amico cercare la corsa
di Garcia, che ora si sta facendo vedere come terminale offensivo. Lui che riceve risponde, prova proprio lui ad essere l'uomo della profondità del San Vito. Buladez per Garcia, prova a girarsi, mantiene ancora il possesso il brasiliano, il sombrero di Garcia atterrato, si può giocare però, pallone ancora buono, può giocarlo Buladez in aria, le giocate, arriva al controllo Mustaccia, provato il tiro, poteva fare quello che voleva, però Mustaccia, e si arrabbia proprio per questo il tecnico del Montelepre. Adesso calcio d'angolo per il San Vito, che arriva in aria, anzi esce di poco, poi viene rimesso in contenzione. Sprecato qua da parte del San Vito. 2-0 il punteggio ai piedi del Montecopano, in avanti la squadra di casa Costamagna. Ora di gioco. Piccolo che arriva a Bustos, che non fa più l'ala quando è entrato Gambino, non sta più ricoprendo ruoli da centrale. Salve a vuoto d'amico, può andare quindi Ambro. Fallo, stavolta sprecato tutti i jolly d'amico, giallo per il numero 18, mattatore in questo momento dell'incontro. Proprio all'ora di gioco arriva la munizione per lui e il San Vito, e il San Vito dopo due centrali, Diaye e Touré. Adesso c'è di nuovo Adam, punto di battuta tra Ambro. Bosca arriva al centro, c'è uno stacco di un giocatore grigio, poi finisce il campo, rimessa per Sandu. Si perde un'altra opportunità su questo cross tagliato messo al centro da Danilo Ambro. C'è questo calcio di punizione, va bene quindi Sandu. Touré, Buladez, correre adesso un'altra volta Buladez. Linner riesce nella giocata per ottenere la rimessa, allora spunta Muratore. Costamagna, come per Muratore che può girarlo. Ancora il numero 10, prova a inventarsi qualche giocata, sempre Muratore al limite dell'area, chiude Diaye. Un assedio per ora del Montelepre, che rimane avanti con Ambro. A destra spunta Bustos, ancora lui, Bustos insiste, alla fine Tarantino a sbarrargli la strada, poi il fallo non lo commette sul 19 bensì su Cieffo, che è andato ad aiutare il suo compagno di squadra. Fallo e calcio di punizione quindi per il San Vito, che adesso forse si è pure messo a 5 dietro, perché Cieffo sta giocando con più continuità in difesa, probabilmente abbassa Cieffo, aumenta il peso specifico della difesa. Adesso tocca a Diaye. Un cambio nel frattempo per il San Vito, stavo dicendo proprio questo. Mr. Colombo ancora non ha fatto alcun tipo di mossa, anche perché i due centrali ammoniti, c'è Ramaglio disponibile in panchina, vediamo chi sarà l'uomo che entrerà a breve. Nel frattempo Buladez non mantiene i palloni in campo, non è la prima volta che dico questa frase. Adesso cambio per il San Vito. Esce l'uomo della partita fino a questo momento, D'Amico. Allora i due gol. A questo posto entra il numero 14, Agustin Ramallo, proprio quello che avevo detto.
mettere un altro centrale da rinfoltire quella parte di campo e comunque mantenere CF a centrocampo, che può essere anche la soluzione più difensiva nel corso degli ultimi minuti. Chiaramente mossa difensiva del San Vito. Regulades, ma ancora una volta bloccato. Alla comunque degli San Vito, e settimana prossima sarà impegnato nel derby contro il Castellammare sabato 13 di Santa Lucia. Derby bello carico, vediamo chi si porterà a casa le arancine tra San Vito e Castellammare, Castellammare e San Vito. Ovviamente sarà in diretta sui nostri canali YouTube. Sinistro di Bustos, viene colpito dopo aver scoccato la conclusione, rimesso per Sandu. Continua a testare Ambro perché comunque Bustos un bel colpo ha ricevuto, però già aveva scoccato la conclusione. Si rialza l'argentino Gonzalo Bustos. Luca, 4-4-2. Cambio per il Montelepre. Siamo a 4. Fate 4-4-2. No, qua. Fate, esce. Thomas, Esce Costamagna. con te. Non parlo perché c'è direttamente Mister Muto che lo fa per noi. 4-4-2. Gonzalo. 4-4-2 il modulo del Montelepre. Ecco. Bustos e Gambino davanti. Cosa che adesso possono mettere da Costamagna, Lindar e Borgognone. E dal neoentrato Michele Cannatella. Fallo qui ai danni del giocatore del Montelepre, quindi entra Michele Cannatella che è un difensore. Brugnone qui fallo Montelepre, quindi dicevo Borgognone andrà a fare probabilmente il centrocampista, anche se per ora si stacca la difesa. Rischia lo piccolo, riprende palla quindi il San Vito. Garcia, ancora Garcia, scarica al limite dove non c'è nessuno. Troppo altruista forse qui Garcia. Adesso fallo qui su Muratore, calcio di punizione, fallo di Sadotti. Ambro, stoppa il pallone Mustaccia, ancora lui, fallo ai danni del numero 10 che poi viene invitato alla calma da Cieffo. Occhio, questo rilancio non è male, Belmonte esce con i tempi giusti e poi Tarantino forse per fare il tiro, alla fine scarica per Garcia che deve mantenere il pallone, lo fa bene andando alle parti da Commare e quindi Mustaccia ancora alle parti di Bulades che non era in fuorigioco, può giocare quindi il Montelepre. Qua non c'è fallo sullo piccolo. Sentite, non c'è bisogno che ve li racconti io. Questi sono i tifosi del Montelepre che non ci stanno ovviamente con questa decisione arbitrale. Riprende comunque palla solo per un attimo la squadra di mister Mutolo che sta continuando a urlare qui alla tribuna per incitare i suoi, per dire le ultime indicazioni per questo assalto, questo assedio che ancora però si deve configurare per il Montelepre. Può andare adesso le parti destre del campo dove c'è Muratore. Ambro, insiste lui, Ambro ancora, Bustos, per ora punta con Gambino, ancora Bustos, farsi vedere il numero 9 che vuole fare tutto da solo e alla fine commette anche fallo. 68esimo in corso dei 90 previsti.
c'è nessun cambio in programma. Abbassati un po', Luca! Allontano Aziz Kader Seconda Touré. palla! Garcia stacca più in alto di tutti, ma il premio è ripreso dal Montelepre, che sta cercando il guizzo per tornare in partita. Qua ancora una volta Pellegrino deve fare gli straordinari. Ha ripreso palla sopra un attimo in San Vito, non ci arriva Garcia, ma c'è un fallo commesso ai danni di un giocatore in maglia bianca. Calcio di punizione. E CF, lo sentite, vuole tutti in avanti, ragazzi del Santo, ma non importa niente se devono mantenere il risultato. Vuole andare avanti, vuole andare ad attaccare ancora la porta di Belmonte e rendere più sicuro il parziale che sta maturando qui al Comunale. Montelepre invece che deve cercare di mettere la testa a posto, la palla a terra, pedalare verso la porta di Sandu e cercare anche di renderlo preoccupato. Batte corto il San Vito, ancora con Bulades, c'è lì la Commare, Bulades, il cross parte lo stesso, Ndiaye stacca ma commette fallo. Fallo Ndiaye su il neoentrato Cannatella. Calcio di punizione per il Montelepre, può andare quindi Muratore, non era Cannatella, quindi colui che ha subito il fallo poc'anzi. Muratore non è sicuramente uno staccatore, però comunque qua ha tenuto botta bene a Ndiaye. Salta un passaggio! Borgognoni, Vai in mezzo, Dani, vai in Lindner. mezzo, vai in mezzo! qua per Borgognoni, ormai impiegato come centrale, non più come centrocampista, al posto di Ambro, che invece ha fatto il percorso opposto oggi. Entrambi in realtà sono più centrocampisti. Occhio al pallone che viene arpionato nuovamente da Ambro. Muratore, ancora lui, aspetta Muratore, poi può accentrarsi, tenta di accentrarsi, fallo di Sadotti e Carpinteri dice chiaramente questo è l'ultimo che fa, il prossimo sarà ammonizione per lui. 71esimo in corso dei 90 previsti. San Vito che deve stare in campana e tutto può cambiare nel corso di pochi minuti. Montelepre che deve cercare di cambiare l'inerzia di questo match. Non c'è fallo qui, poi ce n'è un altro successivo, non viene estratto il cartellino in questo caso da parte del signor Carpinteri. Fallo commesso, se non vado errato, da Pellegrino, che ora sta ricoprendo la fascia sinistra. Sì, perché sono 4 Cambi! Gioca sul play, non fare uscire il centro a centrocampo, 4 in difesa per quanto riguarda il Montelepre. Ora occhio però a Bulades che corre sempre a destra ed è sempre una minaccia. Bulades fermato stavolta con i tempi giusti da Ambro, che poi va a cercare Gambino che non può arrivare su questo pallone. Aveva già battezzato questa parabola CF e otterrà quindi una rimessa con le mani da battere con tutta la calma di questo mondo quando mancano 18 minuti alla fine della partita, più ovviamente il tempo di recupero. La Commare, tacco provato qui da Ramaglio, poi alla fine Bulades può insistere sempre lì a destra. Bulades, la giocata entra in area il 7, Bulades! Era più un tiro secondo me che un cross sballato del numero 7, ma la giocata vale il prezzo del biglietto di Romito Bulades. Dopo il rischio riprende palla il Montelepre, ancora con il numero 7 Borgognone. Gambino dietro il pallone che Sandu lascia scorrere, si fa anche superare momentaneamente dalla sfera, poi si tuffa per prendere la palla e tutto questo, una trentina di secondi la guadagnati. Occhio qua Tarantino, lotta con Lo Piccolo, pallone che scavalca entrambi. Borgognone deve trattarlo, c'è Muratore, Ambro ancora a cercare la verticale, a cercare gli attaccanti. Bustos non controlla bene dopo la sponda ottima comunque di Gambino.
La corsa poi provata qui da Lacomare, non c'è fallo, l'ultimo tocco è il suo. Ancora Montelepre con Pellegrino, c'è un rimpallo e riesce a passare con lo scambio. Pellegrino ancora, mancina al centro, mette fuori il San Vito, poi Cefo, tutta la calma del mondo, può mandare in corsa Bulades, la vuole Garcia, Bulades ottiene la rimessa con le mani che non è neanche tanto male, ancora Garcia a correre invano, ricevere il pallone ma viene anticipato. 75esimo in corso. Bulades, sempre Garcia a farsi vedere tra le maglie grigie, riprende palla il brasiliano, altro sombrero, ancora Garcia, Pellegrino lo limita fino a quando non finisce il campo. Strattonato qui Cerniglia, si prende un'altra punizione il Montelepre che può andare con Borgognone, Lo Piccolo prova a suonare la carica il pubblico di casa, Ambro non controlla qui, desolato Danilo Ambro, poteva forse anche lasciare scorrere perché c'era Muratore disponibile a prendere questo pallone. Sadotti con le mani a girare ancora Sadotti, la rimessa è per il Montelepre con Lo Piccolo, dipende palla Touré quindi su Gambino, ancora Touré riesce ad andare via e attenzione quindi a San Vito che riparte con 5 unità, possibile superiorità numerica, occhio a Bulades che aspetta proprio Touré che mette il pallone al centro, esce il Montelepre, spreca un'altra occasione il San Vito, ora occhio perché non c'è Touré, ritorna bene Bulades, poi a terra Cannatella, calcio di punizione. Montelepre poteva forse sfruttare meglio questo contropiede del contropiede, ma non ha avuto il giusto attimo, non ha avuto la brillantezza per poter essere pericoloso. Rambro, grande giocata, riesce ad andare a destra dove c'è il Muratore, cross che arriva al centro, mette tutto fuori. Lacomare, calcio d'angolo per il Montelepre che se trovasse adesso il gol potremmo parlare sicuramente di un altro finale, ma più passa il tempo più si fa complicata per il Montelepre, per la squadra di mister Muto che guarda, lo vede lì, passa a destra questo schermo. Ma che arriva al centro, non controlla qui Muratore. Un finale sicuramente bollente e poi anche farvi sentire la bellezza del tifo di San Vito, così come è bello comunque qualsiasi tifo di questo campionato di eccellenza. Mentre basta un tamburo, qualche voce, gli amici di una vita, divertirsi la domenica. Occhio però a Bustos, se ne va lui, Bustos ha avuto, anzi era Gambino non Bustos, ha avuto una grande opportunità qui il numero 18, non c'è deviazione, sponda di Bustos, tiro di Gambino e adesso potrà andare con il rilancio dal fondo Sandu. Rilancio anche tanto lungo di Jonathan Sandu, lotta ancora una volta
volta Bustos lì in quella zona di campo alla fine riesce a girare, ma con un fallo Gambino. Allora in realtà l'ha commesso proprio Bustos. Calcio di punizione. 79esimo, c'è un cambio per il San Vito. Ritorna in campo Simone Guaiana a una decina di minuti sulle gambe. Forse tanto basterà per accendersi e per accendere una piazza. Esce Bruno Garzia che continua il suo momento di magra, però comunque ha offerto un'altra grande prestazione. Questo è l'importante e questo è quello che vuole ovviamente Mister Colombo. Entra in campo Guaiana per il secondo cambio per Mister Colombo, che oggi comunque era abbastanza corto, visto che degli uomini in panchina, 6 per la precisione, 2 sono portieri e quindi ha solamente 4 cambi disponibili. Uno di questi è Guaiana. Ndiaye con difficoltà, forse un problema per lui. Poi Sandu riprende palla e rimane a terra. Ndiaye, speriamo non sia nulla di grave, o solamente una botta potente per il giocatore del San Vito che si accascia a terra. Siamo all'80esimo. Può andare Sandu, che allontana subito il pallone, dopo glielo ridà il direttore di gara. Continua a perdere tempo Sandu, a fare perdere anche un po' le staffe agli attaccanti avversari. Allontana adesso il numero 12 del San Vito a cercare la corsa di Guaiana, che prova quindi a controllare il primo pallone della sua gara. Ancora palla Montelepre con Cannatella, bloccato senza fallo da numero 14 Ramaglio. Ceffo, Ndiaye che sembrerebbe essersi ripreso. Tarantino non riesce nella giocata, non riesce nell'idea di saltare subito lo piccolo. Guadagna però sicuramente secondi il San Vito. È bastato un quarto d'ora di lucidità impressionante da San Vito per indirizzare la gara. Adesso deve solamente completare l'opera. Guaiana vuoto, non riprende palla in tempo Tarantino e se ne va con una grande giocata qui Ambro. Ancora a sinistra, cross che arriva al centro, anticipato Bustos dalla chiusura di Ndiaye. Calcio d'angolo, Montelepre che ora prova a mettere più palloni possibili in the box per cercare la deviazione vincente, per riaprire questo match. Batte a rimorchio praticamente il Montelepre con il tiro sforzato di Pellegrino. Poi arriva la bomba di Cerniglia, la parata di Sandu. Ancora Montelepre però. Arriva Ndiaye con fallo. L'urlo di Ndiaye si è sentito fino a qui. Fallo di Abdou Ndiaye che deve stare attento perché è già ammonito. Calcio di punizione per il Montelepre. Il riflesso mostruoso di Sandu a dire di no a Cerniglia e soprattutto a dire di no al Montelepre quando siamo all'83esimo che sta per chiudersi. Andrà Ambro a battere. Attendiamo la battuta di Ambro. Va verso la porta, Sandu sicurissimo, stoppa il pallone e guadagna tempo e soprattutto respiro. Sandu
calcio che si impenna in maniera clamorosa. Lo stop a Bulades, prova ad andare lontano dove c'è Guaiana, ancora Simone Guaiana ottiene una rimessa con le mani. Il cuore sanvitese di Simone Guaiana, infortunatosi poco prima della partita contro il Licata, proprio nel riscaldamento, lui che doveva essere il giocatore in più in quella gara importante, forse la più difficile del campionato. Qua rischia il Montelepre col pressing di Tarantino che rimane lì, arriva a Belmonte questo pallone, ma comunque la corsa di Tarantino oggi sta venendo premiata con un'ottima prestazione. 85esimo, lo piccolo Ambro a vuoto, pallone di Cerniglia, un'altra volta, adesso lo piccolo, ritorno dove c'è Lindner. Ambro si propone, largo, Gambino, ancora Cerniglia, deve scaricare nuovamente il sinistro lontano, viene fermato, Guaiana chiama la corsa di Kader Touré, ancora Touré, lotta, poi Guaiana, completamente a vuoto, giallo per il numero 9. Scusa, è scivolato Guaiana, non ha avuto più controllo del suo corpo, travolgendo nettamente qui Bustos, i due numeri 9 a confronto. 85esimo giallo per Guaiana. Prova a mantenere questo pallone giocando Cannatella su questo rilancio, ce la fa ma con un fallo. Calcio di punizione per il San Vito, ottiene un altro ottimo pallone giocabile Sadotti. Siamo all'86esimo, manca sempre meno alla fine. Vi ricordiamo ovviamente che gli highlights della partita saranno disponibili poi in giornata sulla nostra pagina Facebook, quindi seguiteci ovviamente sul sito blu, seguiteci su Instagram, seguiteci anche su YouTube. Qua rischia Ndiaye perché è già ammonito. Sandu cambia pallone, rosso per Ndiaye, ammonito doppiamente per perdere di tempo. Incredibile ingenuità di Abdou Ndiaye, abbiamo detto che stava rischiando, arriva il rosso per perdita di tempo, potrebbe cambiare il finale qui a San Vito. Doppio giallo per Ndiaye che deve abbandonare il campo. Messo un crimino di maglie bianche alle parti di Pinteri. Ndiaye deve abbandonare il campo, ha perso troppo tempo nella battuta di questa rimessa in campo del pallone, di questo calcio di punizione. E Sandu neanche avvertito, dice chiaramente Carpinteri batti o se no il prossimo sei tu. Ndiaye lascia il campo di gioco, San Vito che chiuderà in 10, 88 sul cronometro di gara. Esce Ndiaye, abbiamo detto che comunque c'erano due centrali ammoniti. L'ingresso in campo di Ramaggio era proprio all'interno di questo filone di pensiero, però era sicuramente ottimale per mister Colombo su questo secondo giallo, per questa motivazione qui non fosse mai arrivato per quanto riguarda Ndiaye, che non ci sarà quindi nel prossimo impegno contro il Castellammare nel derby contro la formazione di mister Mignoni. Sandu con le mani, Sandu, 89esimo, il tempo sta per finire, si
prende tutti gli 8 secondi disponibili Sandu, adesso va lì dove c'è la corsa di Guaiana, il cuore di Tarantino, alla fine il pallone arriva dove c'è Mustaccia. Colpito Mustaccia ci può giocare però, non c'è fallo commesso da Bustos che fa partire la carica del Montelepre. Pellegrino bloccato, calcio di punizione. Altra occasione per il Montelepre, sempre lì sulla fascia mancina. Questo pallone spioventa e può entrare in area di rigore, non c'è più Biaie per bloccare le incursioni avversarie, però ovviamente il San Vito è ben rifornito di uomini, di atleti che dispongono di centimetri e che hanno anche caratteristiche difensive come Cieffo, come lo stesso Ramaggio, entrato nel corso del secondo tempo. Molto alta, linea del San Vito, cross che arriva al centro, tutti a vuoto, non l'ha presa nessuno. Si dispera qui mister Mutolo, lo vedete lì in basso a destra al vostro schermo, si dispera perché era una grandissima occasione per il Montelepre. 15 secondi al 90esimo, quando è lontano Sandu. Mancino al centro del campo, Ambro sbilanciato da Guaiana, ma comunque pallone giocabile per Lindner. Borgognone, anche lui gara di sacrificio oggi. Da sinistra il San Vito, non è bloccato. Montelepre che sta cercando in ogni modo di scardinare la difesa avversaria, ma non sta riuscendo nella sua impresa. Adesso dovremo ricevere la segnalazione sui minuti di recupero dal signor Carpinteri. Si può giocare, intanto cade qualche goccia velleitaria qui a San Vitolo Capo, proprio all'ingresso della città. Credo che giochi ancora per 4 minuti. Quello che è sembrato di percepire dal messaggio verbale che ha dato il direttore di gara ai suoi più vicini giocatori in campo. Si gioca quindi, può andare il Montelepre con l'ultimo disperato assalto. Il San Vito 14 giorni fa ha perso la gara contro il Bagheria al 94esimo, ora una unità di 2 gol di vantaggio. Occhio per Gambino, pallone deviato, Sandu lo mantiene lì in possesso, mantiene la calma, mantiene il respiro. C'è un problema per Touré che però si rialza, va lontano Sandu. Ambro stoppa bene lì, largo a sinistra. Muratore che prova a accendersi, un'altra volta viene facilmente bloccato. Ultimo tocco di Muratore che arrabbiatissimo regala una rimessa a Sandu. Noi vogliamo Leo Paterna. Passano i Noi secondi. vogliamo Leo Paterna. Noi vogliamo Leo Paterna. Noi vogliamo Leo Paterna. Sandu va lontanissimo. Guaiana mantiene il pallone in campo, continua a rimanere vigile. Simone Guaiana continua a far retrocedere dietro il Montelepre, che non riesce ancora a sferrare quantomeno l'ultimo attacco, l'ultima chance. Ma c'è un fallo commesso da Cieffo che alza troppo il piede, e allora calcio in punizione per il Montelepre che può regalarsi qualche chance. Si attende solamente il fischio
del direttore di gara. Tutti i bianchi più vicini sono lì nei pressi del pallone, chiama forse adesso distanza Ambro, vediamo che forse, vediamo quanti uomini piazza in barriera Sandu. Comunque ha fatto un partitone con parate importanti e con questo continuo atteggiamento da Joker che ha fatto infastidire non poco gli attaccanti del Montelepre, facendogli anche un po' uscire la partita. Adesso saranno Ambro e Pellegrini andare alla battuta. 4 in barriera per Sandu, va proprio Ambro, e questo è stato l'ultimo brivido della gara del Comunale di San Vito. Vince la squadra di Mister Colombo 2-0, basta la doppietta di D'Amico, basta quel quarto d'ora di fuoco alla fine del primo tempo. San Vito che si porta a casa 3 punti che mancavano da tempo, mancavano dalla vittoria Corsara a Marsala, ed adesso si lancia perfettamente verso l'impegno di settimana prossima contro il Castellammare. Montelepre che non riesce a uscire dal tunnel, non riesce a uscire da questa voragine nel quale è entrato e che ovviamente cerca di poterne scappare al più presto per evitare di essere risucchiato nella lotta salvezza, nella quale però purtroppo fa già parte. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Comunale di San Vito. Da Gabriele Rispetto è tutto, alla prossima con lo spettacolo del